Il DEF va a individuare le linee guida che saranno proprie di questa amministrazione regionale per andare a affrontare le future sfide di Regione Friuli-Venezia Giulia. Partendo dal riassetto degli enti locali, noi abbiamo già iniziato un serio lavoro per togliere obbligatorietà e penalizzazioni per i comuni che hanno deciso di non entrare all'interno delle UTI, ma dall'altro lato vogliamo fare un confronto per arrivare a un assetto istituzionale regionale che preveda delle aree vaste che rappresentino le diverse identità territoriali e possano finalmente tornare ad essere elette, votate e scelte dai cittadini di questa regione. Al contempo avremo la grande partita sulla sanità, dove anche qui è partito un serio e approfondito confronto con professionisti del settore al fine di ridare quel diritto alla salute negli ultimi 5 anni venuto meno dall'amministrazione precedente. Poi avremo la grande partita della sicurezza e dell'immigrazione, sulla quale già in accordo col Governo nazionale abbiamo iniziato a portare avanti i primi passi, chiedendo un maggiore controllo dei confini, chiedendo la velocizzazione delle procedure per i dublinanti, ovvero per rimandare nel paese di primo arrivo gli immigrati clandestini entrati in Europa, e finalmente per dare un senso di giustizia al Friuli Venezia Giulia, dove le risorse per tutta la partita che riguarda l'assistenza sociale e l'aiuto sociale e le case ATER possano trovare una precedenza per i cittadini di questa regione.